Buongiorno, bentrovati. 11 luglio, la rassegna stampa di TG Plus partendo dal Mattino di Padova, la pagina padovana. Angelica resta dentro, ma in psichiatria. Questo lo mette proprio il giornale all'inizio sotto il titolo. Borgomagno, la svolta riapre a doppio senso. Da settembre le auto potranno tornare a percorrere il cavalcavia in direzione Arcella, creata una corsia per i bus, soddisfazione di comitati e commercianti. Il gran caldo ora fa male, una decina di ricoveri, ma questa è una notizia che è spalmata un po' su tutti i giornali nazionali perché il gran caldo è in tutta Italia, mentre qui c'è nella fotonotizia, vedete, 27enne si tuffa nelle acque del Brenta e annega davanti agli occhi della moglie. Centauro ucciso da un tir alle spalle del prefetto di Padova. Poi troveremo anche da noi questa notizia. Andiamo a vedere sul Gazzettino. Angelica, gli arresti, vedete, piantonata in psichiatria. Il Gazzettino dedica anche una foto a Berettini che non ce l'ha fatta, purtroppo insomma ha trovato uno più forte di lui. E invece andiamo a vedere il titolo principale del Gazzettino: tasse più tutele per chi paga, cambia il rapporto con il contribuente, il fisco, l'onere di fornire le prove sulle quali si basa la pretesa. E si parla ancora di lupo solitario, di campagna lupi, a primo avvistamento nelle campagne della zona. Allora, vediamo un po'. Affitti turistici invece, fosse biologiche obbligatorie. Questa è una situazione che viene dal TAR, che ha bocciato un ricorso di 5 società contro il regolamento condominiale. E andiamo a vedere anche su Corriere del Veneto invece che cosa si dice. Il giudice non libera Angelica Alter, può farlo ancora, dice, quindi la teniamo dentro perché diventa pericolosa, ricoverata in psichiatria. Salta anche l'interrogatorio. E poi nella fotonotizia: cercasi medici per Venezia, in 100 raccolgono l'appello, il sud diventa polemica, dice li rubate a noi. Una donna morta specializzando patteggia, è ancora il caso che è stato trattato nei giorni scorsi, che non aveva visto l'infarto, insomma è andata faceva male un braccio, invece poi alla fine era una cosa più grave. Sul web il video del furto e la fidanzata del ladro si lamenta con il derubato. Questo è un caso che è stato creato, poi faremo anche un approfondimento con il sindaco di Treviso su questo caso. Invece nella pagina di Notizie Plus vedete l'incidente mortale nel quale coinvolto il prefetto di Padova, il salario minimo per legge, rischio aumento del lavoro nero. Questa è una notizia che arriva dalla CGA, e poi trovate tutte le altre notizie sulla pagina di Notizie Plus. È tutto per Padova.